Perde il controllo dell'auto, sbanda e finisce dritta nel canale, versa in gravissime condizioni al Cafoncello di Treviso, una quarantenne bassanese che nel tardo pomeriggio di ieri, alla guida della sua Land Rover, mentre percorreva la Schiavonesca Marosticana giunta in via Marconi a San Zenone degli Ezzelini, rincasando dopo una giornata di festa con la famiglia, è volata con il veicolo nel corso d'acqua sotto un ponticello. Come si può vedere dalle immagini girate da un nostro telespettatore, la Rover si è rovesciata su se stessa, gli occupanti hanno rischiato di affogare. La conducente ha riportato una grave lesione spinale oltre a ferite al capo. È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che l'ha portata a Treviso. Assieme alla quarantenne viaggiavano anche il compagno, 52 anni, rimasto illeso, e la figlia di lui, 21, anche lei ferita ma non in maniera seria. La ragazza si trova al nosocomio di Castelfranco Veneto per cure e accertamenti. Massiccio l'intervento di soccorsi, l'ambulanza del Suen di Crespano, una squadra del soccorso alpino della Pedemontana, i vigili del fuoco di Bassano Asolo e Treviso, oltre all'eliambulanza. Non si esclude un colpo di sonno da parte della conducente all'origine del sinistro, traffico in tilt per diverso tempo, fino a che non sono state compiute tutte le operazioni di messa in sicurezza del sito e recupero del veicolo.